Ultimo atto della categoria Under 17 Elite, ultima sfida della stagione 2021-2022, ultimo match che decreterà la squadra campione regionale. Lodigiani contro Vigor Perconti, Albino Isabella contro Riccardo Mosciatti. Dallo stadio Giorgio Castelli di Tor Sapienza il più cordiale benvenuto vi arriva da Valerio D'Epifanio a tutti gli amici di Gazzetta Regionale. E allora andiamo a vedere quelle che sono state le scelte dei due tecnici, con la Lodigiani che schiera Perna tra i pali, Collacchi, Russo, Crescenzi, Rocci, Rocchetti, Aquino, Fiore, Silvestri, Romagnoli e Fiore. Risponde invece la Vigor Perconti con Marco Jurgens tra i pali, Federico Jurgens, Duracci, Marsinano, Bersecchi, Bondi, Ardel, Malvestuto, Fanciulli, De Franceschi e Dianetti. Romagnoli prova a liberarsi, Romagnoli va al cross, attenzione! Il pallone per Silvestri, ci prova dalla lunga distanza Crescenzi. Il destro di Ardel, attenzione, ci prova Malvestuto dal limite, palla alta sopra la traversa. Ardel, il movimento di Malvestuto in area di rigore, Malvestuto ancora prova a liberarsi con il destro. Messa che viene battuta da Collacchi. Ottimo il cross, attenzione, il colpo di testa da parte di Cristian Silvestri. Non trova nessun compagno libero e rischia parecchio e perde il pallone. Attenzione, contropiede della Lodigiani, pallone per Silvestri in area di rigore, Silvestri. Il rilancio di Perna. Attenzione a Romagnoli. Caparbio qui, attenzione Romagnoli con il destro, Lodigiani pericolosa con il sinistro di Simone Fiore. Era stato bravissimo Aquino a recuperare il pallone, ma attenzione ancora Romagnoli con il destro e mette in calcio d'angolo Jurgens. Rocci in profondità per Silvestri, il colpo di testa per Romagnoli, attenzione Romagnoli a campo aperto, Romagnoli, il vantaggio della Lodigiani arriva proprio con Lorenzo Romagnoli. Volare con Jurgens, Dianetti prova a liberarsi sulla sinistra, ancora Dianetti, va l'1 contro 1, Dianetti all'interno dell'area, Dianetti fa tutto da solo, Dianetti termina 1-0 per la Lodigiani. Il primo tempo della finale Under 17 Elite qui al Giorgio Castelli, dove domani sera inizierà il quinto Memorial Giorgio Castelli, torneo Under 16 con la gara inaugurale Tor di Quinto Savio. Saliti i saltatori all'interno dell'area di rigore, andrà Duracci con il sinistro, attenzione si tratta di uno schema, ci prova poi con il destro, colpo di testa, Romagnoli va sul pallone, attenzione, palla in aria per Fiore, il pallone per Dianetti al limite, Pro, ancora Ardelle con il sinistro, prova a calciare, Malvestuto, Pro, può calciare con il destro, Pro! Dovrebbe essere uscito Rocchetti al 12esimo, attenzione nel frattempo Ardel chiama Perna al grande intervento in calcio d'angolo. Marsinano, De Franceschi, palla in profondità per Dianetti, tiene il pallone in campo, ancora Dianetti, prova a liberarsi, lo fa bene, attenzione Ardel con il destro e poi ancora il miracolo di Perna che si libera sulla sinistra, Rufo, arriva il cross per Cagnoli, parte Rufo, attenzione Cagnoli all'interno dell'area, Cagnoli prova a liberarsi, il pallone che termina al lato, parte Ardel con il destro, il pallone all'interno dell'area di rigore, attenzione va Costantini
Attenzione, c'è solo Vauperi, può calciare, Vauperi perde l'attimo buono, ancora Vauperi, si libera nella di rigore, Vauperi e non calcia. Vauperi con le mani a cercare Dianetti, ancora Vauperi, può andare al cross che arriva con il sinistro all'interno dell'area, prova la mezza rovesciata De Franceschi all'interno dell'area a cercare Fanciulli, attenzione, Perna ancora una volta, calcio d'angolo, palla in profondità ed eccolo qui, la Lodigiani è campione regionale Under 17 per la prima volta nella propria storia in questa categoria. La formazione di Albino Isabella batte 1-0 la Vigor Perconti grazie al gol di Lorenzo Romagnoli al 36esimo del primo tempo. Valerio Rocci che è pronto ad alzare al cielo la coppa. La Lodigiani è campione Under 17 e può festeggiare con i propri tifosi questo grande successo.